Svelato il programma della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, 5 sono i registi italiani in concorso, tra i quali il grande ritorno a Venezia di Nanni Moretti, in una mostra che segna anche una sorta di svolta generazionale. Tanti i giovani presenti nel concorso principale e ben 9 registi emergenti a Venezia 83 che parteciperanno per la prima volta in concorso a Venezia. Maestri di cinema come Mario Martone, Gianni Amelli e Luca Guadagnino, che in Laguna ci saranno ma fuori concorso, film in attese con tanti americani indipendenti e nessuno studios. Insomma, è questo il programma che non ti aspetti, quello tratteggiato dal direttore artistico Alberto Barbera per la 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma Lido dal 2 al 12 settembre prossimi. Una mostra a 360 gradi sul cinema contemporaneo, che è un cinema della realtà più che un cinema di evasione, un cinema che affronta i grandi temi della contemporaneità. L'elenco è quello che ci si può aspettare, cioè le guerre, le migrazioni, i cambiamenti climatici, le tensioni sociali, la riduzione degli spazi di libertà a danno degli oppositori dei regimi, ma anche le tensioni familiari, le tensioni di coppia, le difficoltà degli adolescenti e della scuola che è incapace di prepararli al futuro che li aspetta. 4.500 sono stati i titoli da selezionare per comporre poi il programma definitivo, ben 300 in più della scorsa edizione, una grande abbondanza. Il film di Guadagnino batte tutti per le oltre 7 ore di durata e c'è anche un film dedicato alla Tempesta Vaia. Ci sono grandi autori come Martone e Amelio fuori concorso, però c'è anche il ritorno di Nanni Moretti dopo tantissimi anni a Venezia, ma soprattutto c'è lo spazio lasciato e riservato a tanti giovani autori, addirittura agli esordienti, che sono il segno di una grande vitalità del cinema italiano. Tappeto rosso, qualcuno che vedremo? Eh, Guardate, le star sono tantissime, da George Clooney a Xavier Bardem, da Penelope Cruz a Casey Affleck,